E me loga sua parti ai monta. Ma un giorno qui d'Italia è assai conosciuto Pauso Erzo. Chi ci potete dire su Erzo qui, a sua storia, di dove nasce su Erzo d'Italia? O verso dirà perché ce l'ha detto che o verso è più tavaninco che tainco. In parecchi paesi davanti, qui siamo in un comune, per esempio, siamo mica in comune di Daglio, in comune di Bergasevice, Taglio è il comune accanto. E infatti su verso Bustia l'ingrosso era comune tutta la Bieve. Dopo c'è quello si chiama di nuovo verso Italia, io penso che, e parecchie persone, penso che il verso va più a persone, a gente che a luoghi. D'accordo, c'era qualche famiglia, il più famoso, il più conosciuto, era il verso che lo cantava in seconda Giulio Bernardini, ma il verso di Giulio. D'accordo. Che era da Inco, è vero, ma era il verso di Giulio. Dastri da Inchi, o Dastri da Vaninchi, cantano un verso abbastanza vicino, non era mica tutto affatto lo stesso, ma chi si può riconoscere soprattutto a finale di Oasi, c'è un scalino in meno che non sta a badire più comune. Infatti, non so se era un po' giusta qualcosa. Sì, buon senso, sapendo che c'era due o tre squadre di Italia che cantavano, tutti si rivendicavano di cantare il verso di Dario, e è vero che non cantavano mica alla stessa maniera. C'è una dramma più o meno che si vede, che si acconcia, troviamo qualcosa, ma la regione dice che c'è più un verso. Con i persone, assai. Ma si riconosce la forma d'Italia, di Taiwan, posto che, come l'avete detto, Uerzo era comune tra i paesi di Taiwan. Ma si può ritrovare anche dall'altra parte della montagna, si può guardare verso il Ponte San Damiano, che siamo l'ultimo paese orecchincolo, di Casteldacqua. C'è una vigilanza. Dopo passate da Davagna, passato a Morianinco, io ho diventato un vecchio cantatore, chi sono morto ora, un vecchio cantatore di San Giovanni Moriani, che è un paese in confine a Davagna. Il verso era bello vicino. D'accordo. Infatti i versi si intrecciano secondo Giuliano. Perché Orizza tani di noi uso verso qui. Ma c'è parecchi versi, si è tenuto poco a fare, il problema è di versi. Allora non avevamo più a mente che i versi che sono stati registrati. Ascoltavano i persone e davano un verso Paolo usano, d'accordo. La persona conosciuta era Orezinco, dunque il verso era Orezinco. Ma in Orizza cantava originera, in Tavagna cantava originera. Qui mi imparate qualcosa. Ma è gli stesso per i versi più conosciuti, il sermano non c'è mica converso. No, ce ne parecchi. C'è parecchi versi, in Boggio, in Balerusti e in parecchi luoghi rossi. D'accordo. E allora Dodi, d'après voi, su questa maniera di cantare di cantare che avete in Italia, è conosciuta dai giovani, si spara di sta fare. È conosciuta da quelli che si interessano. È stato tramandato su Sapè. Si cerca questa occasione così, per esempio, qui dopo primo maggio c'è un amico che organizza qualcosa in paese, un vecchio paese, non c'è manco strada per giugno, non c'è che chiassi Ciuminali. E gli stesso sono sempre occasioni di cercare a tramandare, a trasmettere questa maniera di cantare, si versi. Ma oggi, a differenza oggi, i cantatori cantano tutti i versi. Nei tempi la gente cantavano uso verso non cercano mica no, di un'altra divisione, di un altro c'è d'altri modi di trasmissione che non esistevano mica. È vero che i versi hanno francati i rugioni e si sentono dappertutto oggi in Corsica. In Piemonte si sente assai Badiela, nei tempi si sentono poche, esistevano forse, ma non erano mica conosciuti. A volte assai cantatori piemontini. È vero. Di Badiela, non dico mica di Budifonia, non parlo di Badiela.
Inteso così che erano i pastori che cantavano intorno a un vagone quando li montagnavano e tutto per passare il tempo. Voi che ne pensate di questa affare? Ciò che penso è che se le bere che Ugantu era praticato dai pastori e poi era esperto dai pastori per più che egli viaggiavano, montagneri. Ma c'era di noi questa dimensione di Ugantu sagro, pudivonico, Ugantu impadiere sagro, in ladino che era praticato da gente più sapiente, più istruiti come lui. Tu puoi giusto. E dopo questo santo sagro fatto dai sapienti, sono gente di un paese, quindi mica forse i sapienti che si sono piati, che si sono messi a modo suo, hanno quanto erano ladino, a parte, ma anche un greco che tutto il mondo pensa che è ladino, ma è anche greco, e hanno imparato a modo corso, perché non c'è di orti, ma come corso, un ladino, più o meno, ci ritroviamo, facendo che, e di qui che è appena, c'è un passo che è ciò che c'è sapere di noi, è che a livello, soprattutto io di Ugantu Sagro, ci sono canti che sono stati creati, che sono mica tanti vecchi che qui, la gente hanno continuato a creare. D'accordo. Si è fatto tutto lungo di storia, di Corsica, ma a ogni generazione qualche sia ha portato qualcosa e ha forse fatto una gradazione. E ha fatto forse una gradazione, si sa che Giulio Bernardini, di ciò che noi chiamiamo a messa di Dario, ma Giulio ha fatto parecchi affari, è lo stesso. È diventato canto da Inco, posto che Giulio era da Inco. E su Giulio Bernardini, qual era? Era un bancalaro d'Italia, era uomo di Jean-François Diana e di Maurice. Che scriveva assai e componia. Componeva, scriveva, che ha fatto lavoro con fraterni Nastrosso, ha imparato un tanto che ha lavorato con la gente di Uisquadro, con il fraterno di Uisquadro, Non su ci parlavate di madrigali. Sì, in taglio c'era 4 madrigali, uno si è perso, ne è rimasto 3. C'erano canti che venivano dai studenti che partivano in Italia, tanto partivano in Toscana e imparavano in Pisa, in Firenze, al di là. E quando risultavano parlavano un vecchio toscano che chiamavano Agrusca, che d'altronde in Italia c'è l'Accademia di Agrusca. E dunque adattavano questi canti, questi madrigali, più o meno a uso corso, perché pronunciato non si sa più se è toscano, se è italiano, se è francese, se è corso. Ma sono rimasti in taglio, ce n'è 3, c'è Ubadre, c'è Cobella e Udarzu. Ma ce n'è una scuola di noi. Ci sono persi, in Orezza c'erano di un test cantati per Piazzole Orezza. C'erano anche una scuola, il problema è che forse che la lingua, poi c'è stata questa compidura soprattutto di cantare. Si ritrovano nei derzetti rosinchi o sermonacci di stessa lingua, non è mica di stessa struttura. Un madrigale è veramente una struttura assai più libera. Dopo ci sono che cantavano un po' in poesia, che cantavano un verso di Maddigoso, come si dice, quindi portavano i serenati. Un uomo cantava serenate, portare serenate dove finisce a desidere.
Sì, c'era mica Gabulluni. Non c'era mica Gabolini, niente, c'erano appunto, quanto curante che li chiamavano. Era un fatto di improvvisare per ogni affare, per esempio quando Ogni i occasione. lavoratori intorno all'Adia, quando d'amore, qui serenati e tutto, voci, lamenti, madrigali, terzetti, padiglieri, voilà. C'era assai forme di canti. Assai. Ora si parla soprattutto di pensate Guasto di riflettuti, Bagliere di c'era- Daio, ma non c'era mica che Di qua chi ce l'aveva presente alla mente? C'era una specie di letteratura, non erano forse mica scritta, ma erano affari assai pensati, dopo mi rispondo non tra fa, ma tutti i siganti questi erano pensati, riflettuti. Ma anche ci mi risponde, riflettuto, ma all'estero, perché si deve improvvisare subito. Voilà. Bon.